Buonasera Massimo, buonasera Giuliano, vi informo che questa conversazione, questo video è registrato e CSV lo userà per diffonderlo con i suoi canali social e sito web. Bene, io sono Giovanna, coordinatrice di progetti di CTA per la Carnia, Valcanale e Canale del Ferro, nonché referente dei servizi territoriali per CSV. Come avevamo già anticipato, io e la mia collega Ana Raspar, in questo periodo così difficile, non abbiamo fermato la nostra attività, ma la stiamo continuando, dialogando con le associazioni e sta venendo fuori anche qualcosa di bello. Infatti abbiamo raccolto tante vostre testimonianze e siamo qui appunto per condividerne qualcuna. Abbiamo infatti con noi oggi Massimo di Friuli Madine Panamaste e Giuliano per l'associazione Vivi Stolvizza. Allora Giuliano, intanto per iniziare, dici due parole su di te e sulla vostra associazione. Bene, io sono Giuliano Fiorini, sono umbro, sono un tipico esempio di come sono mosse qui la gente della valle, in quanto è una valle di arrotini, i quali poi nel dopoguerra via via si sono un po' sparsi per l'Italia e anche all'estero. Un arrotino è arrivato in Umbria, si è stabilito in Umbria negli anni 50 e ci siamo conosciuti con la figlia, insegnavamo sulla stessa scuola e ci siamo sposati. E dopodiché venivamo l'estate su in valle e poi quando siamo andati in pensione nel 2000 abbiamo deciso di stare qui e di però fare qualcosa di bello e di buono per la valle. Abbiamo fondato un'associazione che si chiama Vivi Stolvizza, che appunto è un'associazione che proprio nasce per dare, voglio dire, aiuto alla gente di montagna, nei limiti del possibile, ma insomma c'è anche in qualche modo riuscita, anche perché la gente di montagna è molto testarda, molto forte, molto attaccata al proprio territorio, per cui sollecitati veramente hanno risposto con grande entusiasmo. Questo è un pochino. Poi certo l'associazione si è data un'organizzazione, sono oltre 20 anni che funziona e chiaramente su che cosa si è impegnato, soprattutto nell'aspetto ambientale, nell'aspetto delle attività che promuovono i prodotti tipici, attraverso un turismo, diciamo così, di nicchia tipico, che è quello dell'escursionismo. Che cosa ha fatto? Ha inventato tanti sentieri intorno al paese e questi sentieri sono diventati veramente un punto di riferimento per i tanti appassionati della montagna. Questo era per sommi capi quello che. Ma soprattutto adesso l'associazione ha il suo aspetto più positivo nel discorso ambientale, perché noi curiamo i prati, curiamo i boschi vicino al paese, oltre che i sentieri, aiutiamo chi inizia a fare un'attività, insomma stiamo vicino alla gente. Un qualcosa che è stato premiato dalla regione che ci ha così dato un progetto, sì, abbiamo fatto un bando che è stato accettato in cui ci dà macchine per l'organizzazione del lavoro e ci ha dato per un anno una persona, un dipendente. Un bel impegno, adesso a agosto ci consegnerà l'ultima parte del progetto, un pulmino che appunto utilizzeremo in valle per tutte le necessità, ma insomma veramente voglio dire, questa attenzione della Regione, che ringraziamo ancora per questo, per quello che ha fatto, ma veramente ci ha dato anche la soddisfazione di quello che facciamo, no? Quindi in questo senso penso Riconoscimento. che è riconoscimento bello. Ecco, questo è Bene, così bene. per quanto riguarda così l'inquadramento dell'associazione. Bene, adesso chiediamo la stessa cosa a Massimo, un po' di parole, insomma, sull'attività. Bene, innanzitutto mi fa piacere questo gemellaggio con la Varresia perché siamo molto vicini a loro anche col mondo degli alpini e poi da far presente e ricordo che la loro Anna, la loro sindaca, è Sì, stata volontaria giù in Nepal
con noi. Esatto, oh Madonna. Ecco, siamo stati, ci avete ospitato più volte e ci fa sempre piacere venire giù nella Val Resia. Noi siamo in Nepal da un ventennio, siamo in Nepal casualmente, siamo andati per le montagne e poi ci ha molto colpito il loro stile di vita, che ricorda molto quello che delle nostre vallate 50-100 anni fa, per cui abbiamo capito che senza spellarsi, senza togliersi la pelle, si poteva fare qualcosa di decente, di utile, e così abbiamo iniziato a sopportare delle scuole, costruendole, sopportando delle famiglie che non potevano mandare i bambini a scuola, i ceti più bassi, le bambine. Poi hanno avuto parecchie disgrazie in questo periodo, una guerra civile durata 12 anni, il terremoto del 2015, per cui noi che avevamo preso piede ci siamo un po' ramificati con l'aiuto anche di tanti volontari e abbiamo costruito delle case famiglia per degli orfani e adesso, grazie all'aiuto di dei medici e fisioterapisti friulani, abbiamo anche dato il nostro supporto a delle case che ospitano dei bambini disabili, vittime di incidenti domestici, provenienti soprattutto dalle montagne dove non avrebbero avuto nessun supporto. Ecco, questo un po' a grandi linee la nostra attività in questi 20 anni. Bene. Allora Massimo, adesso se hai voglia di raccontarci come è cambiato in questo momento la tua maniera, la vostra maniera, il vostro modo di fare volontariato. Allora, questo coronavirus 19 ci ha bloccati in un momento particolare, che è la nostra primavera, dove noi la dedichiamo alla nostra assemblea ordinaria, dove noi programmiamo gli interventi per l'anno in corso, e era particolarmente importante quest'anno perché scadeva il mio mandato di presidente e avremmo dovuto fare il rinnovo. Avevamo anche il 20° anniversario che avremmo voluto festeggiarlo con un video sui 20 anni della nostra attività, che è ancora in fase di aggiustamento. Ci siamo presi tempo. Io un'altra cosa molto importante che è saltata era un mio viaggio primaverile. Noi di solito scendiamo in Nepal in novembre, però quest'anno avevo intenzione di scendere anche in marzo, di fare un secondo viaggio, perché stiamo costruendo una casa per 50 orfani e mi faceva piacere seguire i lavori un po' più da vicino. Ecco. Per il resto spero che siano solo 2 mesi di blocco e in maggio di iniziare un attimino a muoversi perlomeno. Ecco. Questo è il momento attuale. Ecco. Riposiamo. Sì, sì. Bene, bene. Intanto poi pensi alla promozione, dai. Vedremo, incidiamo magari di darvi una mano. Allora, Giuliano, invece, voi in che modo continuate l'attività? Perché voi la continuate, lo so. Intanto mi fa piacere di conoscere Massimo, no? Per questo suo impegno poi verso il Nepal, no? E che sapevo appunto che Anna è stata con voi lì, credo anche 2 volte, non lo so, più di qualche volta. È molto impegnata lei adesso come sindaco, però lasciatela stare perché adesso c'è da fare come sindaco. E niente, noi andiamo avanti con difficoltà, perché chiaro che la montagna ha bisogno purtroppo anche di forza, no? Perché sì, è vero, possiamo discutere di questo, di quell'altro, di problemi, ma poi alla fine la montagna ci sono grossi spazi
da curare, no? I prati intorno al paese, i sentieri, abbiamo detto, ma anche i boschi. Cioè bisogna veramente che ci vuole manodopera, tra virgolette, che però è fatta da tantissimi volontari, no? Che appunto si dedicano il proprio tempo libero e non solo a questa attività. Diciamo che non è facile perché i paesi della valle sono non molto popolati e spesso anche da gente anziana, no? Noi viviamo, per quanto riguarda l'attività, soprattutto su ragazzi giovani o comunque meno giovani che vivono fuori, che vivono in altri località. Il nostro presidente abita a Tarvisio, per dire, no? Quindi è chiaro che questo blocco che c'è stato ci ha creato non poche difficoltà, però abbiamo avuto modo anche di parlarne, insomma siamo andati avanti con tutta una serie di cose preparate per quando sarà, speriamo presto, che si aprirà un pochino questa situazione, per cui a un certo punto ci stiamo muovendo. Ripeto, ancora siamo anche nel periodo primaverile, ma presto arriverà un po' i primi caldi, arriveranno proprio i lavori da fare in montagna nella nostra valle, per cui veramente speriamo che ci sia questo rallentamento nel tenere tutti fermi in certi posti, no? E quindi andiamo avanti, ci prepariamo a questo, ripeto, con la certezza e anche la voglia di fare ancora meglio più di prima, ok? In questo senso. Quindi, ciao Giuliano. E quindi dicevo, ecco, questo è quanto. Che cosa, volevo dire solo due parole sull'ambiente, no? Perché sì, per noi l'ambiente è un qualcosa che per il paesaggio, se non lo curiamo, diventa purtroppo bello, selvaggio, ma selvaggio in tutti i sensi, no? Quindi che cosa abbiamo fatto? Noi siamo tutti un gruppo che ci muoviamo proprio per, in determinati momenti, in determinati periodi, per lavorare. Ecco, questo vorrei che non ci blocchi questo coronavirus, no? E non solo, ma poi sulla nostra esperienza è nato anche un movimento ambientale della valle, perché tutti i paesi si sono mossi e hanno fatto questa attività ambientale in determinati periodi. Quindi andiamo in tutti i paesi, ci muoviamo nelle varie zone dove c'è bisogno, quindi questo è un qualcosa che veramente ci ha arricchito, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal rapporto umano con le persone. Se riusciamo a mantenerlo, cosa che ci dobbiamo riuscire, chiaramente sarà una bella cosa. Quindi poi ci abbiamo, dimmi. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda l'attività, no? Poi volevo dire due cose. Siete positivi. Sì, no, due cose per quanto riguarda, che non so, anche Massimo ce l'avrà, il problema delle risorse, no? Il problema delle risorse è importante, noi viviamo su quello che la gente dei paesi ci offre, ci dà, e sono importanti. Adesso ci siamo attivati col 5 per 1000 e stiamo riuscendo a fare un bel lavoro, perché quello diventerà forse l'unica fonte, perché qui ormai i contributi stentano, poi chiaramente voi state dentro, sapete quanto è sempre più difficile, no? avere fondi anche a volte con una certa semplicità, perché non vi dico quello che ci costa da un punto di vista burocratico rendicontare alla regione quel progetto di cui ho detto prima, insomma, no? Quindi per carità giusto, ma è faticoso, perché poi alla fine non è che abbiamo un ufficio, è un qualcosa che viene tutto dal volontariato, no? E quindi speriamo che col 5 per 1000 di riuscire appunto ad avere quel finanziamento annuale minimo, ma comunque che ci permette di vivere. Bene. E quindi per il futuro sei molto ottimista, quindi la mia prossima domanda era: come pensi cambierà in futuro la tua attività, la vostra attività? Ecco, e quindi il futuro abbiamo visto che ci saranno delle regole, no? Che saranno mascherine, che saranno guanti, che saranno distanze di persone e quant'altro, no? Ma quindi c'è necessità, oltre che mascherine e guanti, di spazi. E noi diciamo, noi in montagna gli spazi ce l'abbiamo. Cioè noi pensiamo che
la passeggiata in montagna, no? Il trekking in montagna, fatto bene secondo le regole, e lo possiamo fare, quindi cambiando qualcosa, sia proprio una del futuro anche della gente per uscire, per evadere, perché se noi canalizziamo questa gente in un modo semplice ma corretto, chiaramente riusciamo a far movimento alla gente in un contesto ambientale bellissimo come può essere appunto la montagna. E quindi ecco, noi pensiamo che i nostri sentieri, no? La nostra valle tutta, ma soprattutto i nostri sentieri e quelle piccole ma belle e attrattive che abbiamo in valle, che sono i musei, che sono il parco, che sono tutta una serie di le chiese o quant'altro, chiaramente servono insieme alle camminate a trovare in questo spazio, in questa montagna, un modo per trascorrere tempo libero o vacanze o come vogliamo chiamarle. Sicuramente però un qualcosa che aiuta più che farlo con, come posso dire, andiamo al mare ma non sappiamo quanta gente c'è e non sappiamo se possiamo fare il bagno, se ci permettono di andare alla spiaggia. Qui gli spazi ci sono, ben organizzati, riusciremo a dare risposte alla gente. Questo secondo me è la parte più importante che possiamo dare e anche la speranza che possiamo dare alla gente di vivere un momento bello in montagna. Bene, mi pare ottimo, ottimo. Invece tu, Massimo, per quando sarà finito questo momento così un po' difficile per tutti, cosa pensi vi sarà più bisogno per la tua associazione e per te proprio come volontario? Ma noi stiamo quasi giornalmente tenendo i contatti tramite i social, Facebook, WhatsApp, con vari gruppi di nostri collaboratori. Ma soprattutto c'è ancora un buon collegamento con il Nepal, per cui siamo al corrente di quanto succede laggiù, perché noi, come diceva il mio amico Giuliano, siamo in un'isola felice qui, ecco, per cui dobbiamo ringraziare Dio di questo. E la preoccupazione è laggiù, perché i nepalesi sono 30 milioni, non hanno le nostre possibilità a livello sanitario. Per adesso sembra la cosa abbastanza tranquilla. Noi continuiamo a fargli sentire la nostra vicinanza, anche se non possiamo essere attivi, soprattutto in questo ultimo mese e probabilmente anche nel mese prossimo. Attendiamo comunque con fiducia dei precisi chiarimenti da parte dell'autorità e soprattutto da voi, perché voi siete la nostra punta di diamante. E poi faremo di tutto, social, tutto quello che è possibile per recuperare questi 2 mesi passati, Sì. tra virgolette persi, ma non vorrei dire persi, perché spero sempre in un risveglio di una coscienza un po' più ecologica, con più attenzione a dove si vive, perché solo quando mancano alcune cose ci si rende conto di quello che avevamo ogni giorno sotto i piedi. Comunque stiamo verificando come stanno e saremo prontissimi a recuperare il tempo perso. Ecco. Questo è il nostro pensiero e noi ci siamo, ecco, per cui si va avanti come testuggini. Bravi. E quindi Massimo, se dovessimo concludere ora con uno slogan questa conversazione, uno slogan che richiami la tua attività di volontario, di volontariato, che slogan ci proponi? Noi siamo vecchi di 20 anni, abbiamo 20 anni in più, ma sono anche 20 anni di esperienza, per cui non abbiamo paura, siamo partiti da zero e non ripartiamo da zero, perché abbiamo 20 anni dietro di noi e guardiamo avanti. Lo facciamo per i bambini, per cui sono il nostro futuro. Bene, e tu Giuliano, con quale slogan vuoi concludere? E come ha detto Massimo, anche noi ci siamo
Intanto lo saluto Massimo, porterò i tuoi saluti al sindaco, ad Anna, ma io il motto che direi è questo: la montagna ha bisogno di te inteso come residente, emigrante, turista e amico della montagna, perché noi stiamo andando avanti anche perché tanti amici friulani e non solo ci seguono e vengono anche su a dare il loro tempo libero per aiutare le comunità, che hanno compreso le difficoltà, quindi secondo me il motto più bello è: la montagna ha bisogno di te, con un te grande così. Bene, grazie ragazzi, speriamo di vederci presto dal vivo. Grazie Ciao. Giovanna, tante Grazie cose. Ci vediamo. mille, alla Grazie, ci vediamo. prossima.